e cioè quale sarà il ruolo della Lega, che posizione prenderà la Lega nei prossimi frangenti politici e comunque nelle prossime elezioni. E di questo parliamo con Federico Caner della Lega Nord, presidente del Consiglio regionale del Veneto e anche vice segretario federale del Carroccio. Buonasera Caner. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, mi aiuti a capire che succede, perché spesso noi sentiamo esponenti autorevoli del PDL, a cominciare da Berlusconi, che danno in qualche modo già per fatto un accordo con la Lega. L'idea sarebbe uno scambio, Maroni si candida in Lombardia e diventa governatore di quella regione e la Lega torna nell'alleanza con il PDL che si era rotta a causa del sostegno col governo Monti. Stanno così le cose? Ma guardi, assolutamente no. A me non risulta un'alleanza di questo tipo già sancita. Noi abbiamo detto che sicuramente siamo disponibili anche ad accogliere un eventuale appoggio che ci proviene, ma più che dal PDL, dagli elettori, dalla gente che vota anche PDL o da una parte di PDLini che con noi hanno sempre avuto ottimi rapporti e che magari sono persone per bene, oneste, che hanno voglia di sostenere Maroni in questo progetto amministrativo di conquista della regione Lombardia e ovviamente non si dice di no a dei voti che arrivano, però assolutamente questo non deve essere una condizione di scambio, ossia il fatto che noi rischiamo di essere sotto ricatto nel dire noi vi appoggiamo in Lombardia in cambio di un'alleanza a livello nazionale. Assolutamente no, queste due cose devono essere totalmente scollegate. Ecco, ma lei un'alleanza a livello nazionale non la vede o non la vuole? Cioè non la No. vede come una cosa già fatta o comunque anche se ne dovesse parlare lei non la vorrebbe? No, io non la vorrei e con me anche tutta la dirigenza veneta, ma io credo anche quella lombarda. Nel senso che, guardi, la situazione è molto semplice. Noi ci abbiamo creduto, abbiamo fatto questa alleanza in passato perché eravamo convinti che assieme al PDL potessimo portare a casa risultati importanti, tra cui il federalismo. Purtroppo ci siamo trovati in questi anni, sicuramente abbiamo fatto delle cose positive negli anni di governo con Berlusconi, però nel momento più importante, cioè quando dovevamo raccogliere i frutti di questa alleanza, ossia votare la legge sul federalismo fiscale, ma soprattutto i famosi decreti attuativi, diciamo, è caduto un po' il palco. E quindi noi ci siamo trovati a sorreggere Berlusconi e alcune cose che non ci andavano bene con i nostri voti dei nostri parlamentari al Parlamento e purtroppo nel momento in cui invece dovevamo portare a casa il federalismo è caduto un po' tutto. Allora di conseguenza noi non ci stiamo più a questo gioco e pensiamo che sia il caso di andare da soli, poi pensiamo anche che la gente ci Ma premierà con siete questa uniti scelta. su questa posizione? Perché oggi il Corriere della Sera, per esempio, a pagina 15 titola La Lega si spacca sull'alleanza e fa un po' capire che insomma i maroniani sarebbero un po' più convinti, mentre appunto, come lei diceva, i veneti sono più freddi su questa ipotesi. C'è questi differenti punti di vista all'interno della Lega? No, guardi, non c'è nessuna spaccatura, anche perché mi risulta che anche in Lombardia, sentivo anche il segretario nazionale Salvini, ma non solo lui, la maggior parte delle persone dicono che noi non dobbiamo andare con Berlusconi, semplicemente per un fatto, perché vede, se noi anche diciamo o perdiamo con Berlusconi, a quel punto anche a livello diciamo lombardo cadrebbe un po' tutta diciamo, il progetto di rinnovamento che noi stiamo portando avanti, cioè a quel punto perdere da soli in Lombardia avresti se non altro il consenso della gente perché vede che ti stai Cioè riproponendo lei con un dice progetto è quasi politico meglio importante. sacrificare il posto di governatore della Lombardia se questo ci consente di ritrovare la nostra identità, la nostra unità e il nostro rapporto con gli elettori. Direi proprio di sì, ma sono convinto una cosa, guardi, che noi rischiamo di vincere anche da soli, proprio perché la gente ci premierebbe da questo punto di vista. Se invece noi andiamo con Berlusconi e magari perdiamo anche col suo consenso, a quel punto la Lega è completamente Un finita. momento solo, ci sono Quindi, i titoli del TG2, poi torno da sì, lei. Federico Canere della Lega Nord, presidente del Consiglio regionale del Veneto. E Canere, una domanda, se sì. a guidare il PDL ci fosse stato Alfano, magari eletto nelle primarie, le cose dal suo punto di vista sarebbero cambiate? Sarebbe stata più semplice un'alleanza con il nuovo Alfano piuttosto che con, virgolette, il vecchio Berlusconi?
Ma guardi, un'altra figura sicuramente sarebbe stata migliore rispetto a Berlusconi che torna in campo, insomma mi permetta, ma è un po' anacronistica la faccenda. Guardi, non solo nel centrodestra, anche nel centro-sinistra, perché se l'alternativa è Bersani, voglio dire, sempre questo famoso rinnovamento non lo vediamo mai. Però dal mio punto di vista, e non è solo il mio punto di vista, anche della gran parte della dirigenza della Lega, in particolare qui in Veneto, noi l'alleanza col PDL non la vediamo più tanto bene, perché i nostri militanti e sostenitori appunto dicono siete stati per anni al governo e purtroppo non siete riusciti a portare a casa quella cosa fondamentale che era il federalismo fiscale. Vede, noi abbiamo un problema, abbiamo molti parlamentari del PDL che purtroppo provengono da altre regioni che non sono le regioni del nord e di conseguenza nel momento in cui noi chiediamo riforme forti che significano anche sacrifici, io me ne rendo conto che se provenissi dalla Calabria o dalla Sicilia probabilmente devo rendere conto ai miei elettori e quindi tenderei a mantenere lo status quo della situazione com'è. Noi che parliamo di primo al nord, che parliamo di tagliare posti pubblici perché dobbiamo tagliare la spesa pubblica che come lei sa al sud è molto più elevata che al nord, ovviamente rischiamo di avere un'alleanza che non regge perché il PDL non ha gli interessi solo al nord come li abbiamo noi. Noi possiamo fare il sindacato del territorio del nord, gli altri non possono farlo. Canerla, quindi... fermo un momento che ci sono due ascoltatori che vogliono intervenire e farle qualche domanda. Roberto da Trieste è il primo, buonasera. Dico Caner se vuole rispondere, forse soprattutto al primo dei nostri ascoltatori, che credo un po' tradisca un sentimento abbastanza diffuso, non so quanto, magari me lo dica lei. Ma ma guardi, io non voglio nascondermi dietro un dito, questo è un problema che sentiamo non solo, l'ascoltatore era di Trieste, lo sento anch'io tra i miei militanti, ma anche la gente comune in Veneto. Effettivamente la situazione che ci è capitata a noi ci ha un po' tagliato le gambe, però vede, rispetto a qualche altro partito io credo che la Lega abbia avuto la capacità di ripartire dicendo cambiamo il segretario federale, Maroni sta facendo un rinnovamento all'interno del partito, io come lei ben sa sono vice segretario federale assieme ad altri due, Elena Maccanti e a un altro vice segretario lombardo, quindi un piemontese, un lombardo e un veneto, siamo tutti e tre quarantenni e Maroni sta puntando molto sul rinnovamento del partito, sull'onestà e sulla capacità. Io sto mettendo in piedi su delega di Maroni le scuole quadri e le scuole di alta formazione della Lega per preparare giovani amministratori competenti e soprattutto onesti e abbiamo fatto un po' di pulizia interna. Ecco, avvertite già qualche risultato nei sondaggi? Sì, direi di sì perché guardi, noi stiamo risalendo piano, lentamente, però è una crescita lenta ma continua. Lei mi insegna che piuttosto di fare delle impennate e poi subito dopo delle brusche frenate è meglio crescere lentamente ma in maniera continua. Ora siamo al 6,3% a livello nazionale e sinceramente dopo quello che ci è successo io credo sia un grande risultato. Quindi dobbiamo continuare su questa strada di rinnovamento. Ecco perché, e torniamo al discorso iniziale di prima, io non vedo un'alleanza con questo PDL che sinceramente lo vedo un po' anche a pezzi, soprattutto qui da noi in Veneto è in fortissima difficoltà, ci conviene andare da soli, magari perderemo anche le elezioni, staremo all'opposizione. Ecco, mi sembra di capire che per voi stare un periodo all'opposizione non sia un grande cruccio, vi fermate un giro e poi si vede che succede. E direi di sì, perché guardi, l'obiettivo è quello di magari anche a Roma. In Lombardia potreste rinunciare al governo No, guardi, la Lombardia secondo noi è fondamentale, però non dobbiamo essere disposti a tutto pur di prendere la Lombardia, nel senso di fare qualsiasi tipo di accordo. Io penso che dobbiamo presentarci in maniera pulita di fronte agli elettori a dire guardate, Maroni è il miglior cavallo che abbiamo a disposizione, i risultati parlano chiari perché insomma è uno dei migliori ministri dell'interno degli ultimi anni. Di conseguenza io credo che sia il candidato migliore che c'è sulla piazza, non solo per la Lega, ma in generale nel centrodestra. Quindi possiamo vincere tranquillamente col modello Tosi a Verona, cioè Lega più una serie di liste civiche. Se poi ci sono anche delle persone del PDL che vogliono sostenere Maroni in maniera incondizionata, allora noi ci stiamo. Però che questo non sia un voto di scambio, il voto di scambio lo lasciamo a chi ragiona in maniera mafiosa. Sentiamo l'ultima telefonata. Paolo da Alassio, buonasera. Ma guardi, a me risulta che è abbastanza condivisa. Io ho visto che anche Zaia è su queste posizioni. Esatto, no? Lo è il segretario nazionale della Lega Tosi, lo è Zaia, lo è il sottoscritto, ma guardi che anche Maroni è di questa idea. Sa qual è l'unica vera situazione che
capisco gli amici lombardi stanno valutando, che per noi è fondamentale prendere la Lombardia, perché faremo il cosiddetto blocco del nord, cioè la regione Veneto, la regione Lombardia, la regione Piemonte, e da lì andare a contrattare periodicamente con lo Stato centrale forme di autonomia e di federalismo. Quindi la voglia di prendere in mano questa regione è forte, però questo secondo me non deve essere una situazione che ci porta a calare le braghe, come si suol dire, pur di arrivare lì. Io sono convinto che pur tenendo una linea, se vogliamo, dura o pura, ma comunque onesta, riusciremo a vincere semplicemente per un motivo, che Maroni è il miglior candidato che c'è in Lombardia attualmente. Albertini è uno abbastanza bravo, abbastanza convincente, noi Ma l'abbiamo avuto guardi, ospite sì, qui in trasmissione, non vi preoccupa la candidatura di no, Albertini? guardi, Albertini sicuramente è una persona in gamba, io non voglio screditare nessuno, ma non credo abbia i numeri di Maroni in termini proprio di consenso. Ecco, quindi, Senta, e Grillo dal punto di vista elettorale vi preoccupa la sua possibile competizione? ma guardi, Grillo sicuramente sta raccogliendo molti consensi, però qualcuno mi dovrebbe spiegare qual è il progetto politico di Grillo, perché io onestamente non lo vedo. Secondo me avrà qualche problema, gli nascerà qualche problema, perché sta raccogliendo, diciamo, sta facendo queste parlamentarie via internet dove ci sono candidati provenienti da qualsiasi parte senza né arte né parte. Onestamente io penso che la politica sia una cosa seria, sicuramente fuori dalle scatole chi ruba e si comporta male, ma ci vuole anche gente che ha una certa capacità e professionalità, e mi pare che raccogliere Lei la gente non come sta crede che facendo quei Grillo. delusi che lei sente in giro, anche nella sua regione, appunto potrebbero scegliere magari tra astensione o voto a Grillo? Cioè che un flusso di voti potrebbe proprio provenire dalla Lega e dai delusi della Lega? Ma guardi, non solo dai delusi della Lega, sicuramente Grillo sta raccogliendo un po' dappertutto, nel centrodestra e anche nel centro-sinistra, perché guardi che ci sono molti delusi anche nel PD oppure nell'Italia Un dei po' Valori, dappertutto, per dice lei. esempio. Esatto, esatto. Però guardi, io le porto qualche esempio. Qualche sindaco l'hanno fatto in giro, a Parma e anche a Mira, tra l'altro una cittadina del veneziano vicino dove sto io, ecco. Questi non stanno governando bene, ha mandato su della gente che non ha un minimo di preparazione e sono completamente in panne. Noi partiamo come Lega Nord da una miriade di amministratori sul posto che si stanno comportando bene e prendono consensi proprio per la capacità di governare che hanno anche a livello locale. Ecco, da lì noi vogliamo partire. Grillo questa capacità non ce l'ha. Lei mi spieghi per quale motivo Grillo non manda i suoi in televisione e dice a tutti che non devono andare, perché sa benissimo che in un confronto televisivo i suoi candidati perdono nei confronti di tutti gli altri perché non sono preparati. Ecco perché si chiudono dal punto di vista, diciamo, anche mediatico. Bene, abbiamo finito, volevo fare solo un'ultima domanda. Lei è stato contento? Che ha fatto? Ha brindato quando Monti si è dimesso? Ma guardi, io l'ho detto in tutte le salse, questo è un governo che per la crescita non ha fatto nulla, ha soltanto saputo tassare e non ha inciso dove doveva incidere. Io sinceramente quando è arrivato il governo dei tecnici ho detto vabbè, siamo caduti, speriamo che almeno questo metta a posto qualcosa. Mi pare abbia fatto peggio dei governi politici, quindi guardi, piuttosto di un altro governo tecnico di Monti va bene qualsiasi altra soluzione di tipo politico. Anche Bersani e Vendola. Ma guardi, piuttosto di Monti, un leghista non vorrebbe dire questo che noi puntiamo a vincere noi ovviamente, ma piuttosto di Monti va bene anche Bersani, anche se non mi sembra un gran rinnovamento. Grazie a Federico Caner della Lega Nord per essere stato a Zapping 2.0.